Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio raccontare qualcosina in risposta a una cara amicizia che ha fatto una domanda: ma allora i Lim o gli extraterrestri sono Lim? Ma prima di iniziare il racconto, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube di The Garla, al canale YouTube del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì il legale Marietto Veneziano e Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, iniziamo un po' questo discorso quando più o meno avevo 22-23 anni e andavo a dormire, avevo la patente, andavo a dormire da solo in una casetta dei miei genitori, no? Una casetta a schiera dei miei genitori che stava distanti più o meno 30 km da dove abitavo ufficialmente. E che questa casa era immensa, era una casa che aveva 105 metri quadrati a piano, aveva 3 piani, compreso la cantina, e praticamente c'era il pian terreno, primo piano e la cantina, ed era immensa. Praticamente c'erano pochissimi mobili e io avevo una stanzetta immensa. Di solito il vostro Bertoldone del Marietto lasciava sempre la porta d'entrata aperta, proprio perché, essendo la casa vuota e il vostro Marietto un po' alternativo, chiaramente non aveva timore che venissero i ladri, anche perché non c'era niente proprio da portare via. C'erano qualche mobile, ma era tutta roba semplice. Comunque iniziamo il racconto. Una bella notte, mentre ero a dormire, sento una vocina che mi chiama. Più che una vocina era un gemito. Allora il vostro Marietto apre gli occhi in questa stanza immensa e vede sul giaciglio del letto vicino a lui un bambino che avrà avuto 1 anno e mezzo, 2 massimo. Riusciva però a stare in piedi e a camminare. Anche il vostro Marietto, mezzo, sapete quando vi svegliate nel bel mezzo del sonno, tutti arrugginiti, che proprio non riuscite a muovervi dal letto. Pensa, ma sto sognando ancora. Questo bambino continuava a spingermi e a fare uè come fanno i bambini piccolini. E che il vostro Marietto un pochettino dice: ma questo non è un sogno, questo qui c'è veramente un bambino. Allora cerco di alzarmi e il bambino sparisce. E che il vostro Marietto, ho pensato: qui devo aver proprio sognato. Passa qualche giorno, il vostro Marietto è sempre lì, che sta dormendo, è sempre notte, pam, e torna di nuovo sto bambino. Il vostro Marietto si alza, cerca di cogliergli dietro, questo bambino corre fuori dalla porta e sparisce. Anche il vostro Marietto, e questo è successo 2 o 3 volte, che il vostro Marietto dice: ma questa volta l'ho visto veramente, c'era veramente qui un bambino. All'inizio pensavo che fosse un bambino vicino che fosse scappato dalla casa e che, avendo trovato la porta aperta, fosse entrato in casa. Morale della favola: il giorno dopo lo dico al mio vecchio, gli dico: senti pa, ma sai cos'è? Devo impazzire, sto impazzendo perché mi sogno un bambino che viene a svegliarmi, avrà massimo 2 anni, ma è proprio ancora i pannoloni, mi tocca, fa qualche versetto e poi passa la porta e scappa. E pensa che io ieri, quando è successo, stanotte quando è successo, ho cercato in tutta la casa pensando che fosse riuscito a nascondersi, ma non l'ho trovato. Insomma, era una casa di 315 metri quadrati, ho cercato in ogni angolo, in ogni stanza, ma non c'era, al che ho pensato di aver sognato. Passa il tempo e il vostro Marietto non vede più il bambino, ma vede sapete quei grigi che parlano tanto, questi esoteristi, questi predicatori di UFO, no? Vede questo tipo, questo grigio alla punta del letto, al che il vostro Marietto, che essendo cristiano evangelico, si alza e guarda questo essere qua e dice: ma tanto gli extraterrestri non esistono, sarà un sogno. E invece questo grigio incomincia a parlare mentalmente col vostro Marietto. E poi alla fine ne spuntano altri 2. Alla fine erano in 3 che parlavano con il vostro Marietto e gli dicevano che loro esistevano, che erano venuti a prenderlo e quant'altro. E a un certo punto gli ho detto: sentite, io sono cristiano evangelico, non faccio male a nessuno, però voi adesso ve ne dovete andare per il semplice fatto che non esistete, perché nella Bibbia c'è scritto che praticamente non c'è scritto da nessuna parte che esistono
extraterrestri. Quindi siete un sogno o siete dei demoni. Morale della favola, in un certo punto questi qui mi dicono guarda che noi siamo molto potenti e a livello mentale ti possiamo distruggere, ed era così. Infatti con la loro mente mi piegavano in due la mia, no? E sono stato accartocciato, mi hanno dato un segno del loro potere. Dopodiché il giorno dopo chiaramente racconto questa storia al mio vecchietto e lui mi ascolta e stiamo zitti. Passa qualche tempo ancora e a un certo punto di notte si apre una finestra, cioè la finestra era aperta, diciamo così, arriva questo fascio di luce, mi tira su e io continuavo a gridare, entro in questa astronave e si parte. Le cose avviene per 2 o 3 volte, nel senso che nell'arco di un mese, ogni volta che io andavo a dormire in quella stanza lì, tornavano di notte. Ma il bello è che quando tornavo da questi viaggi io mi dimenticavo, mi ricordavo solo alcune cose. I vicini di casa, alcuni vicini di casa però queste cose le avevano viste. Infatti un giorno un vicino di casa, visto che era una casa schiera, mi dice stanotte ti vengono a prendere ancora. La mettevano a sorridere. Ma cosa è successo? È successo che vostro marito a un certo punto ha pensato di andarlo a dire nel paese dove viveva al dottore. Il dottore era collegato ai servizi segreti, ma il vostro marito in quel momento non lo sapeva. E gli dico, senta dottore, ma sta cosa mi è successa una cosa strana. E gli ho raccontato tutta la storia, che questi qui venivano di notte a prendermi e mi spiegavano, mi portavano nello spazio, in queste navicelle spaziali, mi torturavano, insomma, quelle cose che si sente generalmente. Parlavano di questo karma, di qua, di là. E raccontavo per filo per segno. Poi il dottore a un certo punto chiaramente non ci credeva, mi ha dato un caffè corretto genoglio e chiaramente dopo finito l'effetto del caffè corretto genoglio mi dice adesso agli extraterrestri ci credo anch'io. E allora ero tutto bello contento. Chiaramente io adesso la storia la sto stringendo al massimo, la cosa era molto più colorita e con qualche ricamo in più. Comunque, morale della favola, succede che a un certo punto io esco dall'ufficio del dottore, vado verso casa e chi incontro? Il mio padrone di casa, che mi dice, senti, ma questi extraterrestri che tu racconti a destra e a sinistra, non ti parlano mica anche del capitano degli Alpini di Torino? E io lo guardo e gli dico, no, ma chi è questo capitano degli Alpini di Torino? E mi guarda e dice, ecco perché. Morale della favola, succede che il dottore chiama un generale, mi richiamano giù, era un generale dei servizi segreti o qualcosa del genere, però era un generale di un corpo d'armata che lavorava per i servizi e mi volevano assumere, mi volevano portare nei loro, come si suol dire, nelle loro basi sottoterra, perché infatti mi dice guarda noi ti assumiamo se vieni a lavorare con noi. C'era il dottore, questo generale. A un certo punto però in questo triage arriva un ordine dal capitano degli Alpini di Torino che tramite il mio padrone di casa dice il marietto non si tocca, resta qua. Morale della favola, gli dico al mio vicino, al padrone di casa, ma perché non mi hai fatto andare a lavorare per l'esercito così che ho un posto sicuro? E lui mi dice no, guarda che questi qui ti vogliono portare sotto per spremerti come un limone e torturarti, questi qui non sono come pensi. Morale della favola, il capitano degli Alpini di Torino ci aveva messo una pezza. Adesso la domanda è: esistono o meno questi extraterrestri? E il vostro marietto, anche se è stato su queste astronavi, chiaramente dice no, per il semplice fatto che effettivamente magari sono andato nello spazio, perché infatti quando ero nello spazio dicevo che bello, quando torno diventerò ricco perché scriverò un libro e spiegherò cosa ho visto. Ma nella realtà, cari amici, sono tutte, come si dice, non elucubrazioni mentali, ma sono tutti geni. Sono tutti geni che si trasformano in questi esseri, no? In questi esseri che, come si suol dire, fanno vedere cose che non ci sono. O meglio, si trasformano in quelle cose e voi le vedete e pensate che siano extraterrestri. Perché questo? Perché quando ero nello spazio e mi torturavano e un po' tutte quelle cose lì, no? L'unica cosa di cui non mi hanno mai fatto vedere e parlare era del capitano degli Alpini di Torino.
Quindi è per forza di cose una loro costrutto. Infatti quando questi mi spiegavano tutta la mia vita, cosa avevo fatto, mi torturavano per il karma e mi portavano dentro queste stanze, del capitano degli Alpini di Torino non c'era traccia. E quindi è chiaro che è stata, come si suol dire, una evoluzione, una costruzione, un costrutto o di un gruppo di maghi contro il capitano degli Alpini di Torino, o qualche altro che voleva farmi credere che queste cose qui esistessero perché io facessi da cassa di risonanza nel paese per gli extraterrestri. Infatti poi cosa è successo? Nella vita ho incontrato una persona che ha conosciuto un mago e lo stesso mago diceva: in questi posti gli UFO, gli extraterrestri li faccio apparire io, ed era anche lui di Torino, e c'è un monte da quelle parti dove ci sono molti avvistamenti, ma è lui che li fa apparire. Quindi è chiaro che questi extraterrestri, queste possessioni, queste cose qua sono tutte forme di geni, di forze in un certo senso sì extraterrestri, ma geni, cioè come si suol dire, forze che i maghi creano per fare dare quell'illusione, quella speranza, quella schiavitù anche in un certo senso, perché ci sono ordini di persone che pensano che queste cose qui esistono negli altri pianeti. Purtroppo qui in questo cosmo, mi dispiace deludere molti, ma ci siamo noi e i geni. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.